Buongiorno a tutti e grazie della vostra presenza. Cominciamo oggi, anzi apre ufficialmente oggi, la seconda edizione della Settimana della Sostenibilità 2024, un'iniziativa di Confartigianato del Veneto all'interno di una serie di eventi organizzati e voluti da Confartigianato Nazionale. Diciamo che è una 10 giorni ricchissima di eventi e dico anche da non perdere. Allora, entrerei subito nel vivo di questa seconda edizione e do la parola al presidente Ciro Martin per i saluti istituzionali, e lo ringraziamo anche per essere qua con noi oggi, e presidente di Confartigianato Imprese Città Metropolitana di Venezia. A te, presidente, la parola. Grazie segretario per la parola, grazie per l'invito a questa manifestazione secondo me straordinaria. Io cercherò per quanto posso di essere il più breve possibile perché poi abbiamo delle relazioni estremamente importanti, ma cercherò di introdurre il tema avvicinandomi a questa meravigliosa città. Tant'è vero che io ho letto il titolo, no? Che è Turismo, cultura, sostenibilità, lezioni da Venezia. Un po' presuntuoso direi, però come veneziani possiamo anche un po' permettercelo, no? Abbiamo una città che a livello mondiale è la più conosciuta, una delle più visitate al mondo e anche una delle che ha maggiori criticità. Però allo stesso tempo abbiamo anche Fondazione Venezia, capitale della sostenibilità nel mondo, che è un altro pregio e un altro, secondo me, etichetta che dobbiamo portare con orgoglio. E poi soprattutto abbiamo qualcos'altro che ci distingue, no? Abbiamo fatto una delle opere più mastodontiche per la salvaguardia di una città, che quindi è sostenibilità ambientale. Questo modello sperimentale elettromeccanico più conosciuto come MOSE, che fra le difficoltà che ha, perché quando l'alziamo, quando non l'alziamo, i costi, poi noi ci abbiamo messo sempre del nostro per riuscire a creare polemica sui costi, è un'opera che è iniziata, progettata nel quarto quarto di secolo scorso e completata nel primo quarto di questo secolo, e che sicuramente ha dato un esempio al mondo di come si possa salvaguardare una città. E dopodiché abbiamo la cultura. Questa città è impregnata di cultura. Vediamo questo palazzo meraviglioso. Io ormai ho fatto un sacco di eventi. Non funziona più? Sì. Ho fatto un sacco di eventi in città e ogni volta in un palazzo diverso, in un luogo diverso, e non saprei fare la classifica di quale sia il più bello di questi luoghi che abbiamo visitato. E poi abbiamo il mondo dell'artigianato. C'è chi ne parlerà dopo, sicuramente in maniera più pregnante della mia, però abbiamo un mondo dell'artigianato che stupisce il mondo, perché abbiamo qua chi internazionalizza, vediamo il vetro, vediamo i merletti, vediamo il tessile, ma anche chi fa servizi quotidiani alle imprese e alla cittadinanza, con delle difficoltà però crescenti, perché come la cultura, anche il mondo dell'artigianato, a mio modo di vedere, questo Stato, in generale la nazione come la chiamiamo ultimamente, investe troppo poco. Investe poco, non lo considera come deve essere considerata cultura e artigianato in una città come quella di Venezia, che invece primeggiano e sanno sempre cosa raccontare, cosa dire e come cercare di resistere. E questo è un aspetto altrettanto fondamentale, perché se siamo riusciti ad avere a questa città un sistema di sostenibilità ambientale notevole, dove pecchiamo un pochino è nella sostenibilità, diciamo così, sociale. Infatti abbiamo un depauperamento della città dal punto di vista della popolazione, legata un po' a questo sovraturismo che cerchiamo in qualche modo di regolamentare, ma facciamo fatica. Non è semplice, anche qua saremo esempio e siamo alla prova un po' mondiale di se riusciremo o meno a farlo, però forse non riusciamo a trovare i canali giusti per avere il giusto compromesso tra quello che deve essere una città turistica e una città anche abitata, quindi con i servizi non solo per il turismo, ma i servizi anche per chi ci vive, che stanno piano piano scomparendo, aumentando quelli che sono i problemi di sicurezza, in particolar modo in terraferma, ma anche in Città del Pesce ormai
si rilevano sempre più avvenimenti non piacevoli che una volta non c'erano, e tutto questo va risolto perché questo fa parte di sostenibilità sociale. E in tutto questo cosa c'entra l'artigianato? Beh, l'artigianato, a mio modo di vedere, c'entra molto, perché l'artigianato anche in campo di sostenibilità, se pensiamo solo al recupero e al riuso, posso fare dei semplici esempi, perché in qualsiasi bottega artigiana, se entriamo, vediamo tante cose immagazzinate, non a caso, ma pronte per essere riutilizzate, perché l'artigiano tipicamente non butta via nulla perché dice può tornare utile. E può tornare utile dove? Può tornare utile per mettere, per esempio, faccio degli esempi banalissimi, un rubinetto in un oratorio della chiesa, e quindi è anche un riutilizzo ed è anche in questo modo economia sociale, perché si riutilizza a costo zero per il bene della comunità e si mette al servizio della comunità. È anche un momento di controllo della cittadinanza, un controllo di quello che succede in giro per la città. Più spariranno questi piccoli esempi di comunità, più avremo difficoltà a creare quello che poi è, a mio modo di vedere, la sostenibilità sociale, che racchiude tutto, racchiude il turismo, racchiude l'economia, racchiude qualsiasi evento che si svolga in città. E quindi ha fatto molto bene Confartigianato, che non so se si vede, non si vede più, ha corretto anche il suo logo trasportandolo a un logo anche verde, proprio perché crede in questa realtà, crede nel bisogno di sostenibilità ambientale e l'ha creduto in maniera molto forte anche il nostro presidente Marco Granelli, che a proposito mi ha chiesto di salutarvi tutti, e ovviamente anche il presidente regionale Roberto Boschetto, che siamo esattamente in sintonia per portare avanti, partendo da questa città, l'importanza della sostenibilità. Grazie. Ringrazio il presidente Ciro Martin, molto bella quella frase che hai usato, no? C'è questo concetto di stupore, no? Che questa città, questa fascinazione ci restituisce tutti i giorni. Ecco, quindi Venezia è stupor mundi, no? In tutti i sensi. Prima di dare, e ancora grazie Presidente anche per il lavoro che fate come imprese su questi temi. Allora io adesso darei la parola al presidente della Fondazione Simbola, che credo posso solo togliergli qualcosa perché insomma è conosciutissimo, il presidente Realacci. Simbola, che noi sosteniamo come Confartigianato, è uno dei think tank che io definisco più iconici che abbiamo in Italia e che da tanti anni, dicevamo prima, forse prima di altri, si è occupato del tema della sostenibilità. A te, Presidente. Sì, grazie, che da tanti anni collaboro non solo con Confartigianato Nazionale ma anche con Confartigianato Veneto, perché l'idea di fondo di Simbolo è capire qual è la missione dell'Italia, come si incrociano per il nostro Paese le esigenze dell'economia, della società, dell'innovazione, della sfida verde, della bellezza, della qualità. Anzi, Simbola, e finisco qui, deriva il suo nome dal greco. Il simbolo in greco era una tessera spezzata che in realtà era un tutt'uno, e il lavoro che fa Simbolo è mettere assieme mondi molto diversi, anche cambiando le gerarchie percepite, perché poi alla fine è vero quello che tu dicevi, a volte le piccole imprese, le imprese artigiane vengono ritenute come figlie di un dio minore, no? Mentre invece la forza dell'Italia è quando tiene assieme i suoi punti veri e capisce il valore di tutte queste parti. Senza le imprese artigiane non ci sarebbero i distretti, non ci sarebbero tanti segmenti di qualità, anche quelli più di tendenza. Noi siamo leader, per esempio, assoluti in Europa nel design, ma il grosso delle imprese di design sono piccole imprese. Abbiamo 29.000 imprese, quasi tutte sono sotto i 10 addetti. E però sono uno dei presidi del saper fare italiano. E c'è una bellissima frase di Papa Francesco che dice: siamo chiamati ad essere creativi come gli artigiani, forgiando non voglio sbagliare Papa Francesco non si è vedetto, forgiando percorsi nuovi e originali per il bene comune. Allora, quando parliamo poi di cultura, non c'è solo da misurare questa forza dell'artigianato, ma anche che cosa significa cultura in Italia. Io ricordo che quando abbiamo cominciato a fare questo rapporto, ormai lo facciamo da 14 anni, e
facciamo da 15 anni il rapporto sulla Green Economy, che si chiama Green Italy, che presenteremo il 25, che è disaggregato territorialmente, quindi ci sono tutti i dati anche del Veneto, delle sue province, e nel rapporto Io Sono Cultura si vede come il Veneto sia la seconda regione italiana per imprese impegnate nella cultura, e ci sono 5 province venete, cioè Padova, Verona, Vicenza, Venezia e Treviso, che sono nelle prime 20 province per numero di imprese e anche per numero di addetti. Noi siamo partiti dall'idea di capire quanto la cultura anima il saper fare italiano, perché normalmente i rapporti per la cultura erano più legati a quanto lo Stato spende in cultura, e lì è facile, spendiamo sempre poco, meno di altri paesi. Io ricordo sempre che quando nella seconda guerra mondiale quell'energumeno intellettuale che era Churchill, quando gli portarono il primo bilancio di guerra, diciamo, che prevedeva il taglio a tante spese della cultura, teatri, università, eccetera, lui lo rimandò indietro e disse: allora perché combattiamo? Però in Italia non è solo il problema dell'identità, il problema è che noi siamo questi. Diceva Cipolla che la missione dell'Italia è produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. E oggi ancora il tessuto delle imprese artigiane è quello che anima tanti campanili. Nel 96% dei comuni sotto i 5.000 abitanti sono le imprese artigiane che fanno il tessuto produttivo. E i comuni sotto i 5.000 abitanti sono una spina dorsale del paese, perché ne definiscono larga parte del sistema produttivo, a volte anche grandi imprese che esportano nel mondo, ma non so, il 92% delle DOP e delle IGP e l'80% dei grandi vini hanno a che fare col territorio dei piccoli comuni, no? E allora Io Sono Cultura fa questo lavoro, prende tutti i settori della cultura e misura come questi settori producono direttamente o indirettamente ricchezza, producono valore aggiunto. E i dati sono abbastanza impressionanti, perché l'ultimo rapporto che abbiamo presentato qualche mese fa vede che c'è stato un aumento significativo di questo fatturato della cultura, chiamiamolo così, valore aggiunto della cultura, ma questo valore aggiunto è di 104 miliardi diretti, e se uno calcola il moltiplicatore, cioè le cose che attiva la cultura, turismo, una parte della ristorazione, i trasporti, eccetera, arriviamo a 297 miliardi. Cioè 297 miliardi nel nostro paese, con 1,5 milioni di occupati, hanno a che fare direttamente o indirettamente con la cultura. E questo attraversa appunto tutti i settori produttivi. Pensate al design, per l'appunto. L'Italia è nota nel mondo per la sua capacità di produrre bellezza. Questa peraltro non è facilmente codificabile, nel senso è legata proprio alla bellezza che si respira. È chiaro che è più facile produrre bellezza facendo incontri in questi ambienti così che non in un motel da qualche parte anonima, non so come dire. E questo però chiama anche le altre sfide che abbiamo davanti, che si incrociano. Per esempio, tutta la partita della Green Economy è legata al fatto che tu produci, consumando meno energia, più ricchezza. È quello il discorso molto bello che ha fatto Mattarella recentemente a Bonn, non solo per strapazzare un po' quelli che continuano a trascurare questa frontiera. Basta vedere purtroppo anche le immagini di questi giorni per capire, cioè, ce ne sono stati e ce ne sono ancora. C'è stato un momento in cui il Parlamento ha votato una mozione in cui si diceva che i mutamenti climatici non esistevano. Bastasse questo per farli scomparire, sarebbe semplice. Adesso con l'amico Lamberto lavoriamo anche in un premio letterario che ha questo, diciamo, come retroterra. Ma al di là, diciamo, di questi aspetti, il punto chiave è: conviene essere buoni? Cioè conviene fare azioni che sul piano della cultura, della green economy, della coesione, spingono non solo l'azione dello Stato, ma il sistema delle imprese? Bene, i rapporti che fa Simbolo annualmente in questi settori ci dicono di sì. Cioè quello che misuriamo noi, che si tratti di un'impresa grande o di un'impresa piccola, anzi qualche volta le imprese piccole sono anche più reattive, o perlomeno una parte delle imprese piccole sono più reattive da questo punto di vista, dimostrano che quelle imprese che hanno fatto investimenti, che hanno a che fare
con la cultura, con l'ambiente in senso lato, quindi non solo fonti rinnovabili o risparmio energetico, ma recupero dei materiali, innovazione di processo e di prodotto, sono imprese che vanno meglio, innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro. Ed è questo quello che fa la forza della capacità italiana di stare al mondo. Perché l'Italia regge meglio nell'export? Se voi andate a vedere quasi tutti i settori in cui l'Italia ha tenuto nell'export sono fatti di gente che a volte gira con la valigetta e vende cose nel mondo in segmenti che gli altri non riescono a coprire perché gli manca questo intreccio. Ma questo intreccio è organico a questi settori. Noi siamo i terzi esportatori nel mondo del legno arredo, ma abbiamo dei buchi, importiamo l'80% del legno vergine, per così dire, e lì c'è molto da fare. Queste sono politiche che lo Stato deve mettere in campo, ma noi nel legno arredo siamo quelli che consumano meno energia, meno acqua, che producono per esempio i pannelli truciolati. I due grandi produttori sono Fantoni e Saviola. Fantoni credo che sia in Friuli, diciamo, appena oltre, diciamo, Saviola sta in provincia di Mantova, che sono i migliori del mondo, sono fatti con il 100% di pannelli di legno recuperato. Ci sono state delle norme, ci sono stati degli incentivi? No, è un'antropologia produttiva. Noi siamo un paese povero di materie prime. Quindi abbiamo dovuto usare quella grande fonte di energia rinnovabile e non inquinante che è l'intelligenza umana. Gli stracci di Prato, le cartiere della Lucchesia, i rottami di Brescia sono figli di questo. Non è che c'è stato un master plan che ha detto ai bresciani, che come sapete sono anche piuttosto ruvidi, diciamo, recuperate i metalli. Gli conveniva. E così è conveniente adesso, se la burocrazia non frena, spostarsi nei settori più innovativi. L'anno scorso nel mondo i nuovi impianti per la produzione di energia elettrica per l'85% erano da fonti rinnovabili, sono i dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia. Il 15% tutto il resto. Il 15% metano, carbone, olio combustibile, nucleare è calato anche un po' l'anno scorso rispetto all'anno prima, ma perché? Perché costano meno. Se le fai bene costano meno. Allora, in questo il ruolo dell'artigianato è centrale. Io ricordo che 10 anni fa, lo ricordo perché è stata uno degli appuntamenti che ricordo con più emozione, la Confartigianato di Vicenza organizzò un appuntamento nel Teatro Palladiano, il Teatro Olimpico Palladiano, che era gremito, e c'era il direttore del giornale di Vicenza, Filippo Daverio e io, ma il titolo di questo appuntamento, me lo sono andato a ripescare, che fu tenuto il 27 ottobre del 2014, era Liberare la bellezza per tornare a crescere, che un'organizzazione di imprenditori capisse che la crescita era legata al fatto di liberare la bellezza, di fare bene le cose, di fare quello che dicevi tu prima, di recuperare, di trovare quello che il Papa ha detto, di trovare percorsi originali da questo punto di vista, non era scontato, erano 10 anni fa. Quel discorso oggi è ancora più maturo. Peraltro ho scoperto per caso, Tiziana, che non ci riesco ad andare perché lo c'è un overbooking, che si farà un'iniziativa proprio in questa, il 30 o il 31, non ricordo bene, perché sono 50 anni che è stato creato il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. In questo ha avuto un ruolo particolare un parlamentare democristiano di Vittorio Veneto, che io ignoravo esistesse, che si chiama Francesco Franceschini, che però costruì una commissione che poi portò alla creazione da parte di Spadolini di questo ministero. C'è una radice da questo punto di vista che è di tutta l'Italia, ma che ha poi giustamente in Venezia uno dei cuori. Qui voglio essere anche onesto. Venezia ha avuto anche delle ferite in questa radice, perché Venezia è anche Marghera. E quando nel 62 fu fatto il piano regolatore di Venezia, mi sono andato a ripescare il brano, nei regolamenti attuativi votati del piano regolatore di Venezia c'era scritto: nella zona industriale troveranno posto prevalentemente quegli impianti che diffondono nell'aria fumo, polvere o esalazioni dannose alla vita umana, che scaricano nell'acqua sostanze velenose che producono vibrazioni e rumori. Fatto, come si suol dire. 1962 sono gli anni in cui nasce l'Italsider di Taranto, quindi hai avuto dei tentativi
di costruire un'economia che andava nelle direzioni sbagliate. Oggi bisogna in quell'area trovare la maniera di fare attività produttive che non abbiano queste tare genetiche, ma Venezia è Venezia. Di questo. Diciamo, se mi consentite una battuta di taglio ambientalista, se volete, se uno tornasse un minuto prima della nascita di Marghera dovrebbe mettere i cavalli di Frisia per non far nascere Marghera nella laguna di Venezia. Ma se tornasse un minuto prima della nascita di Venezia, quanta gente si opporrebbe alla nascita di Venezia? Perché poi Venezia l'ha cambiato l'ambiente, Caspia non ha cambiato, ha deviato fiume, sotto questi palazzi sono milioni e milioni di tronchi d'albero. È un sistema creato dall'uomo che ha creato un nuovo equilibrio con la natura e l'ha creato nel segno della bellezza. Allora io penso che la sostenibilità in Italia è anche questo. Non è solo l'identità di Churchill, ma è anche la capacità di fare materia prima, fare della bellezza, dell'innovazione, della qualità una materia prima. Guardate, termino. Fra i tanti studi che facciamo ce n'è uno, dacci un'occhiata Tiziana perché è sfizioso, che analizza come i cittadini percepiscono la sostenibilità. Ovviamente i cittadini non percepiscono la sostenibilità per i 17 obiettivi che anch'io faccio fatica a ricordarmi, già i 7 nani mi stressano qualche volta, diciamo, o per i 169 target, no? Perché poi 17 non è scritto in italiano, quello è sicuro, diciamo, né un anglosassone avrebbe scritto 13, scherzo, ma per dire che quei criteri vanno bene per confrontare le politiche di uno Stato, di una grande impresa, ma la verità è che i cittadini che hanno un'attenzione crescente nei confronti della sostenibilità la percepiscono per 3 questioni. Una questione etica, che è solida ma piccola, 8-9%. Noi abbiamo fatto un lavoro molto approfondito, ogni anno lo facciamo con Ipsos anche, e una questione che è legata alla paura, alla preoccupazione. Ora è chiaro la preoccupazione oscilla, no? Se c'è una guerra cresce la paura della guerra, o se c'è il Covid, però diciamo questa preoccupazione e paura è un 20-30%. Il resto è l'identificazione olistica, diciamo, del cittadino, della sostenibilità con la qualità. La gente pensa che si tratti di un cibo o di un vestito, che un prodotto sostenibile è meglio per lui, dura di più, eccetera. E questo fa capire perché le imprese ci tengono a dirsi sostenibili, qualche volta imbrogliando anche, però diciamo ci tengono perché è un fattore di competitività e queste cose vanno tenute assieme. Ma per tenere assieme serve un tessuto, non serve le aziende leader sono importanti soprattutto se fanno rete, se tirano dietro la filiera anche secondo i nuovi standard, ma serve un'idea condivisa e un tessuto. C'è una bella frase dell'autore del Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry, che una volta ha detto: se vuoi costruire una nave, non radunare gli uomini solo per distribuire i compiti e raccogliere legna, ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito. Se l'Italia deve fare l'Italia, la nostalgia di quel mare ampio e infinito ha in Venezia uno dei suoi punti di riferimento, in una Venezia che cambia e accetta questa sfida. Straordinario come sempre Ermete. Beh, intanto lo ringrazio per aver ricordato il Veneto dei primati, nel bene ma anche nel male. Ricordiamo anche i 297 milioni di produttività della filiera, di produzione nella filiera dove noi siamo, della cultura, dove ci sono le imprese artigiane. E lo ringraziamo anche per questi nuovi linguaggi che oggi noi ereditiamo e ci portiamo a casa. Ha usato la parola antropologia produttiva, ci piace molto e su questo lavoreremo. Adesso... per capirci, Tiziana, quando noi con Confartigianato facciamo ogni anno, perché poi devi attaccare i fili, no? Certo. Facciamo l'iniziativa sui presepi, non è un cotillon, non so, certo. Noi ogni anno facciamo una cosa in cui con Confartigianato e col Diretti, ma insomma le statuette ce le mette Confartigianato, diciamo le cose poi come stanno, introduciamo nei presepi un nuovo mestiere, no? Perché lo facciamo? Lo facciamo perché quella è una grande tradizione che tiene assieme le comunità, ma anche perché vogliamo dire che non è una tradizione morta, non so come dire, o ingessata, non morta. C'è una bellissima frase di Mahler che dice: tradizione non è culto delle ceneri ma custodia del fuoco. E introdurre nuovi mestieri, anche tecnologici, fa capire che quella è la direzione.
Assolutamente. Allora, adesso credo abbiamo il collegamento con Zoom, è collegato il dottor Stefano Landi, che è presidente di un'organizzazione che si occupa di turismo e territorio. Il dottor Landi è stato un nostro come dire, partner e che abbiamo avuto il piacere di conoscerlo ai tavoli che la Regione Veneto ha creato come luoghi di ascolto da parte del mondo imprenditoriale, che sono stati poi, che hanno prodotto poi il cosiddetto piano strategico sul turismo. Allora, a lei la parola, dottor Landi, che ci racconterà anche del piano strategico della Regione. Molto volentieri, è un ottimo pretesto da cui partire, perché sintetizzo in 4 parole, che in realtà diventano 6, perché come abbiamo battezzato questo piano, come l'abbiamo costruito. L'abbiamo costruito sulla base di una esperienza già maturata in 2 tornate, consultando tramite tavoli con argomenti vari alcune centinaia di stakeholder più o meno del settore turistico, ma in senso ampio e allargato. Siamo arrivati ad un certo punto a definire una specie di visione complessiva che abbiamo riassunto in 2 parole, che è protagonisti del cambiamento, di cui poi magari tra un attimo mi dilungherò, e poi abbiamo capito che le tante proposizioni che erano state proposte appunto da questi stakeholder, da questi tavoli, si potevano condensare in alcune parole chiave, che sono, per capirci, aperto, attivo, attuale e attento, tutte e 4 con la A, anche perché fanno una bella assonanza. Allora provo a raccontare e a dire un pochino più nel dettaglio cosa c'è dentro queste 6 parole. Non sta a me dire perché il Veneto è un protagonista, non sta a me raccontare per il lungo e per il largo, per il basso e per l'alto, insomma tutte le direzioni anche quantitative e tutte le dimensioni anche quantitative che portano la Regione ad avere il primato che ha. Tutto sommato un primato che lo si può misurare in vario modo, ma non è questo il momento, ritengo importante per farlo. Ricordo solo che le stesse metriche stanno evolvendosi, non possiamo pensare che un primato sia fatto solo di numeri, di persone, ma spesso vuol dire anche tante altre cose, a partire dalla notorietà, dalla reputazione, da come queste persone ritornano eventualmente soddisfatte da un'esperienza e così via. Cambiamento. Quindi anche in questo caso forse potrei anche non toccare, non affrontare il tema. Mi permetto soltanto di dire che è davanti agli occhi di tutti come, al di là del concetto complessivo di cambiamento, di onda lunga di cambiamento, poi in realtà quest'onda si vada intensificando, le frequenze da un punto di vista anche temporale si vadano infittendo. E lo dico con la coscienza di chi, guardando ad esempio ai cambiamenti recenti, fa delle constatazioni piuttosto, se volete, anche piuttosto banali. Se è vero che la tradizione, come diceva un attimo fa Realacci, è custodire il fuoco, poi sapete che il nostro fuoco magari viene custodito da non tantissimo tempo. Io mi stupisco spesso, e ci siamo stupiti tutti insieme a vedere nel sviluppo del piano strategico come la più antica, una di quelle che viene reputata una delle più antiche tradizioni italiane, il Palio di Siena, abbia sostanzialmente meno di 400 anni. E come la stragrande maggioranza delle nostre tradizioni, tra virgolette, paludate tradizioni enogastronomiche alimentari, derivino largamente da materie prime che sono state portate dopo la scoperta dell'America.
ma se queste sono interpretazioni storiche, se vogliamo, quando andiamo invece nella storia recente ci rendiamo conto che gli elementi tangibili sono straordinariamente più concreti. Il Veneto va fiero della propria balneazione, del proprio mare, del fatto che milioni e milioni di persone vengono ad apprezzare il proprio mare. Bene, sia chiaro che questo mare attrezzato così come lo conosciamo adesso ha meno di 200 anni. Il Veneto va fiero dei propri impianti di risalita, del proprio sci alpino, e anche questo ha meno di 100 anni, e potremmo continuare per dire che anche lo sviluppo delle nuove forme, ad esempio del bike o dei cammini, e delle biciclette o dei cammini, hanno poche decine di anni. Lo dico solo perché l'infittirsi, che non è dato solo o tanto dalle guerre o dalle pandemie, ma è dato anche da una sempre più rapida successione di innovazioni, tra virgolette quelle che spesso vengono definite anche innovazioni abilitanti, che consentono quindi cose che prima non si potevano fare. Non cito qui quante di queste sono di tipo tecnologico, quante sono di tipo digitale, eccetera, quante sono anche di derivazione della creatività dell'invenzione artigiana, ma possiamo immaginare che siano decine e decine, se non centinaia. Allora, da questo punto di vista mi piace fare un ponte con quello che diceva un attimo fa Realacci e dire che tutto sommato ciò che sostanzia al meglio la parola cultura dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi guarda i territori come destinazioni turistiche, è spesso riassumibile in questa formulazione. La cultura è l'insieme dei modi di vita delle persone che vivono e agiscono in un certo luogo, che con questo loro agire e vivere disegnano lo stesso luogo, anche perché i luoghi sono certamente, li abbiamo ereditati, ma poi d'altra parte li abbiamo custoditi nel bene o nel male. In alcuni casi si citava giustamente Marghera, in altri casi si potrebbero citare i filari di cipressi o altre forme in cui la mano umana ha definito, dettagliato, disegnato un territorio. L'ha disegnato in alcuni casi diciamo in modo mirabile, in altri casi in modo sul quale faremmo volentieri i cavalli di Frisia per fare in modo che ciò non accadesse. L'insieme dei modi di vita vuol dire anche ovviamente tutto ciò che le mani hanno trasformato, e da questo punto di vista credo che sia fondamentale guardarci intorno, perché la trasformazione ha preso caratteri assolutamente diversi e anche dei pesi assolutamente diversi. Fino a poco tempo fa, io ho cominciato a studiare queste materie poco più di 50 anni fa, e si parlava di settore primario, si parlava di miniere e di agricoltura, di un passaggio a un settore secondario o manifatturiero, in cui era ovviamente ben presente, o addirittura era una delle colonne di questo settore era l'artigianato, e dopodiché più o meno lì si fermavano le cose. Si parlava all'epoca di un terziario cosiddetto residuale, tutto quello che non è. Io mi stupivo già allora che nei primi anni in cui la statistica economica ha avuto la forza di affermarsi e confrontarsi nel mondo, ci fossero paesi senza agricoltura. All'epoca si diceva guardate quanto pochi sono i contadini in Gran Bretagna, quanti sono da noi, e si faceva anche una relazione tra questa presenza umana nell'agricoltura e la qualità o la varietà del cibo. Non per dire che noi mangiamo meglio degli inglesi, ma non sta a noi dirlo. D'altra parte l'evoluzione ulteriore e complessiva è questa. Oggi, se riguardassimo a questo taglio classico dell'analisi economica, dovremmo constatare che i 3/4 delle persone, compreso me e molti di quelli che stanno parlando con noi, non operano nella trasformazione dei cibi o delle materie prime, e non operano neanche nella trasformazione manifatturiera degli oggetti. Operano più che altro nei servizi, e quindi i 3/4 delle persone in Italia lavorano nel terziario, e o nei settori terziari o nel terziario incorporato in tutte le altre produzioni. E questo è uno degli elementi fondamentali per cui siamo già altrove rispetto ad un'analisi canonica tradizionale, e siamo da un'altra parte. Siamo
in un momento in cui, in una fase in cui, qui parlo esplicitamente di artigianato, la trasformazione diventa servizio, incorpora servizio e diventa anche relazione, incorpora relazione, perché tutto sommato poi è questo il valore aggiunto quando noi parliamo di turismo. Non è soltanto avere delle ottime materie prime o degli ottimi prodotti trasformati, è avere una relazione tra le persone, che è l'elemento fondante e insostituibile del turismo. Io uso spesso questa locuzione che ho ereditato da un proverbio arabo che dice se in paradiso non ci fosse nessuno, quello sarebbe un inferno. Lo intendo proprio perché anche la qualità futura dei nostri luoghi, delle nostre destinazioni, è giocoforza una qualità che è fatta di rapporti tra persone che vengono a visitarle e persone che ivi vivono e lavorano e operano. Questo credo che sia uno degli elementi fondanti in cui sostenibilità fa il paio con qualità, perché non si può pensare di sostituire persone con artifici. Questo lo si può fare forse in altri campi, in altri settori, ma certamente non nell'ospitalità, e non si può pensare che le persone vadano a visitare dei luoghi vuoti, dei deserti, perché altrimenti viene meno uno degli elementi fondamentali della loro qualità in senso proprio, che non è necessariamente fatta di immagini o solo di immagini, non è fatta di bellezze storicizzate, ma è fatta di modi di vita e di modi in cui questa vita si esprime e viene porta e viene messa in relazione con chi la va ad osservare, a chi va ad interagirvi. Da questo punto di vista, ed è l'ultima affermazione che faccio, poi mi riservo magari dialogandone con Damiano De Marchi di ragionarci ancora un pochino sopra, è questa. Noi continuiamo a parlare, e giustamente, non potremmo fare altrimenti, di sostenibilità. Nel piano strategico del turismo della Regione Veneto la parola sostenibilità è stata sì citata, ma assunta come una precondizione. Cioè non possiamo che dirci sostenibili, non possiamo che operare come sostenibili, con una constatazione, con una certezza, che è questa, la prima, fondamentale, che è una constatazione. Entriamo in un supermercato italiano, è stata fatta un'indagine su 100.000 referenze dei supermercati italiani, non su 4, non è un'osservazione da poco. Di queste 100.000 referenze l'82% in qualche maniera si dice sostenibile, senza che necessariamente ci sia una struttura, una certificazione, un ente certificatore a supporto di questa affermazione. È un po' una cosa che ha già aleggiato in quello che stiamo dicendo, ma dice semplicemente che dobbiamo andare oltre, dobbiamo pensare oltre a un'altra cosa. Non è sostenibile solo chi si dichiara tale, ma è sostenibile chi nei fatti, e qui gioco il mio ultimo jolly, si pone come durevole per le generazioni future. E questo vuol dire sia durevole nei confronti dell'ambiente, come giustamente ci ha ricordato Relacci, vuol dire durevole nei confronti dell'economia, perché non si può pensare di essere sostenibili se poi le imprese muoiono, e si pone come durevole nei confronti delle persone, che hanno tanti aspetti del loro essere, tra cui due fondamentali sono evidentemente le comunità, che possono trasformarsi ma non possono morire, quindi non si possono desertificare per effetto di un'attività produttiva, forse anche il turismo, e d'altra parte delle persone che fanno qualche cosa, che siete voi e che siamo tutti noi, attraverso la forma del lavoro, per cui la sostenibilità è anche una sostenibilità per quelli che dentro queste attività, dentro questi luoghi ci devono lavorare, che vuol dire tre cose in rapidissima successione. Vuol dire devono avere un reddito sufficiente per starci, devono avere una prospettiva di vita di medio-lungo periodo e non soltanto orizzonti da lavoretti, e devono avere una gratificazione personale, perché non dobbiamo mai dimenticare che l'obiettivo fondamentale dell'umanità è tendere verso la felicità, non semplicemente verso l'autoriproduzione. Grazie. Grazie. Ringraziamo il dottor Landi perché all'inizio del suo intervento ha citato gli stakeholder. Noi siamo stakeholder come protagonisti del cambiamento, ecco, è il ruolo che ci ha riconosciuto e che comunque noi rivendichiamo all'interno dei tavoli a cui partecipiamo, e anche comunque rivendichiamo questo ruolo nella creazione e anche nell'influenzare quelle che sono le politiche pubbliche messe in atto dai legislatori. Passiamo la parola adesso al
professor Damiano De Marchi, che è professore di marketing e turismo alla Ca' Foscari di Venezia. Oggi è presente come project manager di turismo sostenibile per la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che è anche l'organizzazione che ha patrocinato questa iniziativa. A lei la parola, professore. Grazie mille. Allora, diciamo, qualche appunto me lo sono preso rispetto alle parole dette prima, un po' anche perché appunto come professore non abbiamo paura della parola lezioni, e speriamo un po' sicuramente rispetto a quello che abbiamo sentito fino adesso capire che Venezia può veramente dare delle lezioni da questo punto di vista rispetto a questi 3 temi che si rincorrono all'interno del titolo di questo evento, cioè sostenibilità, turismo e cultura, e cercherò diciamo di proseguire all'interno del filo che è stato già ordito in quello che abbiamo sentito fino adesso. Intanto appunto ringraziando per la presentazione, presento anche un po' Venezia, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Per chi non la conosce, è una fondazione che nasce circa 2 anni fa con il patrocinio del governo italiano, è composta da un partenariato direi piuttosto articolato, e anche un esempio molto calzante secondo me di come appunto pubblico e privato possono agire insieme. Noi abbiamo diciamo 2 pilastri, che è il pilastro istituzionale, cioè dei 2 dominus istituzionali di questo territorio, che sono il comune e la regione, e abbiamo come vicepresidente i maggiori rappresentanti di queste 2 istituzioni, ma poi ci rapportiamo con la parte delle grandi imprese italiane e locali, a partire dal porto, dall'aeroporto, quindi gli stakeholder internazionali, quelli che vengono definiti appunto i portatori di interesse, ma anche poi le grandi aziende italiane, appunto perché il ruolo è facilitare la creazione di un modello di sostenibilità che sia intanto applicato e applicabile al territorio veneziano, e come vedremo in seguito in questo territorio veneziano allargato, che si allarga al di fuori del pesce, si allarga addirittura al di fuori del territorio del comune, proprio per queste 3 parole che si rincorrono nel titolo di questo evento. Ma anche perché appunto da questo punto di vista diventa fondamentale riconoscere quanto siano poi le imprese, che sono anche un po' rappresentate da questo punto di vista in questi appuntamenti, siano poi il volano, quell'ingranaggio, quella molla che fa mettere a terra i temi della sostenibilità, anche solamente per una questione di procedure, di processi, di tempistiche. E quindi ognuno di noi e di voi, insomma, ha un ruolo fondamentale poi nella messa a terra di queste tematiche. Abbiamo parlato appunto di 4 lezioni, senza sentirci troppo appunto roboanti. Io ho cercato di interpretarle dal punto di vista di 4 parole chiave, che sono anche un po' in linea anche come ci si rapporta nei nuovi mezzi di comunicazione. E la prima parola che mi piace sottolineare, quindi la prima lezione possiamo dire, è la parola resilienza, che stiamo sentendo parecchio. A volte poteva essere anche messa in discussione dal Covid, no? Quando tutte le statistiche sono, come dire, si sono rivoltate, un po' quel mundus inverso che troviamo in alcune ceramiche del Medioevo, no? Quando tutto sembrava rivoltato. Ma in realtà il tema della resilienza è indice anche di questa abilità nel affrontare il tema del cambiamento, e su questo Venezia ce lo ha nella sua storia, nella storia di questo rapporto antropico tra l'uomo e un territorio salmastro particolarmente ostile, che è diventato un punto di attrazione, come vedremo poi, per tutto il mondo. E questa fragilità, questa parte fragile di questo territorio e anche della base stessa della fondamenta veneziane, in realtà è il suo punto di forza, e non è un punto di forza che riconosciamo solo noi, ma ad esempio viene riconosciuto a livello internazionale. Mi sono segnato le parole giuste proprio per utilizzarle. Dal 2011 Venezia è stata la prima città italiana ad aderire a una campagna, che è una campagna mondiale che si chiama Making City Resilient, ed è stata riconosciuta come città modello per la tutela del patrimonio culturale. Grazie proprio a questa esperienza e durante l'evento che noi facciamo ogni 2 anni, che è la Biennale della Sostenibilità, Venezia è stata dichiarata Resilience Hub dalle Nazioni Unite.
e noi abbiamo proprio il compito dato dal Comune di Venezia per appunto promuovere e implementare, realizzare le attività di Resilience Hub all'interno delle attività di questo partnership che viene chiamata Making City Resilience. Nella prossima COP, quella che si terrà in Azerbaijan tra poche settimane, ci sarà proprio un focus su Venezia come Resilience Hub. Quindi Venezia è già, attraverso la sua storia, attraverso la sua fragilità, un punto di attenzione fondamentale a cui tutti guardano, anche per quello che è stato citato nel problema, diciamo, nelle soluzioni che sono state dettate a livello ingegneristico di affrontare il tema, ad esempio, dell'innalzamento del medio mare, che è un tema che ormai è un tema cardine, perché gran parte della popolazione del mondo vive sulle coste e che quindi guarda a Venezia come punto di riferimento. Proseguo sulla seconda parola, che è la parola della cultura. Abbiamo sentito dal presidente Realacci prima l'importanza della cultura. La traduco anche da un punto di vista, chiamiamolo così, turistico, sul tema che la motivazione culturale è quello che spinge la maggioranza degli stranieri nel mondo a venire in Italia. Circa un pernottamento su 2. E se noi, e questo quando lo rapportiamo a quella che noi chiamiamo cultura tradizionale, quella del patrimonio, ma in realtà la cultura, l'abbiamo visto oggi, ha accezioni molto più vaste. Quindi in realtà è un punto di attrazione fondamentale, oltre che ad essere un volano di economia. Naturalmente questo crea dei punti di frizione, chiamiamoli così, un po' perché è proprio così che si muove il turismo internazionale. Nel rapporto sul turismo italiano, sulle destinazioni culturali che io curo per il CNR, proprio si vede che il 70% dei flussi turistici si concentra in 10 comuni. Se noi prendiamo i 5 centri dei poli turistici culturali italiani, Venezia è il secondo, Roma, Venezia, Milano, Firenze, Napoli, e li abbiamo fatti tutti, stiamo parlando di oltre 80 milioni di pernottamenti, più o meno gli stessi numeri del nostro balneare dal punto di vista del turismo, che si concentra in poco più di 5 centri storici italiani. Punti di frizione che si traducono appunto in necessità di gestire. La sostenibilità nel turismo è l'unico ormai modo per gestire il turismo, e quindi di cultura non solo si mangia, ma si lavora, si produce, ma con accezioni che possono essere anche particolarmente importanti sulla convivenza tra residenti e visitatori, oltre che appunto ricordarci che Venezia è una vetrina di eventi culturali. Ce ne sono in certi casi più di 100 al giorno. In questo momento ci sono, credo, più di 200 esibizioni in contemporanea nel Pesce, nella città storica di Venezia. Quindi stiamo parlando veramente di una vetrina del mondo a cui il mondo guarda e a cui cerca di attingere alcune lezioni. Terza parola, che appunto si collega al rapporto tra residenti e turisti, è quella delle persone. Abbiamo cercato anche di rapportarla e di far emergere questo tema per il piano strategico del turismo in questo percorso condiviso. Perché noi, attraverso l'Osservatorio della Sostenibilità, ad esempio nel monitoraggio dei comportamenti delle persone, stiamo ad esempio identificando geografie veneziane inediti e finora solamente stimate. Se noi consideriamo ad esempio quella regione turistica che è molto più grande, diciamo, di Venezia, ma anche del Veneto, ma addirittura dei confini italiani, che racchiude da dove vengono le persone, anche in giornata, che magari pernottano in altri posti, il famoso escursionismo, ma però che hanno come destinazione principale proprio il Rialto San Marco, o più o meno, insomma, ecco. Vediamo che è un'area molto più ampia, è un magnete di attrazione Venezia che ha un'influenza molto significativa sui territori e che quindi diventa un nodo da un certo punto di vista europeo, e questo si collega ad esempio con quella che noi abbiamo chiamato Venezia funzionale, che non l'abbiamo chiamata a caso, notizia di qualche mese fa. Nei regolamenti europei ormai si lavora sulle aree funzionali, ad esempio sui piani di mobilità urbana. I prossimi piani di mobilità urbana, i poli urbani li dovranno fare in funzione di che cosa? Di quelle aree ampie che sono definite dal pendolarismo giornaliero. Perché poi il turista viene qua
e magari viene a mangiare a Rialto, ma probabilmente il cameriere vive a Mogliano e ogni giorno si fa su e giù in quest'area che è molto più vasta, che noi abbiamo stimato contare giornalmente in media oltre 1 milione di persone. Quindi aree vaste, anche numeri che vanno un po' contro delle incrostazioni di narrazione, permettetemi di dirlo un po' alla Settis, della Venezia che muore o della Venezia che sta implodendo. Sicuramente appunto da questo punto di vista ci sono delle dinamiche da considerare, però i dati e quindi la misurazione diventa fondamentale proprio per come dire, traguardare obiettivi di sostenibilità concreta, pragmatica, applicabile e che quindi possono essere appunto punti di considerazione anche al di fuori del territorio veneziano. Come anche appunto le persone che sono a Venezia. Se noi stimiamo circa in 200.000 persone, forse anche un po' di più, mediamente le persone che girano presenti intorno al pesce, i turisti o visitatori in generale sono meno della metà. Gli altri sono solo residenti? No. Sono persone che utilizzano la città per le sue funzioni urbane, ancora, quindi un centro storico che ha ancora delle funzioni urbane, ma anche poi per attività lavorative, di studi, eccetera. Riuscire a uscire da questa dicotomia tra residenti e visitatori è importante proprio per capire, avere l'occhio sull'oggetto di analisi e quindi poi supportare, è quello che può fare una fondazione, e facilitare la strutturazione di modelli e di politiche naturalmente per i decisori pubblici. Ultima parola chiave che dedico naturalmente a tutti voi è il tema delle produzioni artigiane. Allora, secondo quello che emerge non solo diciamo dal lavoro dentro Fondazione, ma un po' da tanti, come dire, momenti di incontro che noi abbiamo, parlando proprio di turismo, è che il turismo sempre di più per essere sostenibile deve, non può, ma deve legarsi al riconoscimento delle altre produzioni del territorio. Io direi in particolare rispetto a quelle artigiane. Da una parte per diventarne uno sbocco di mercato, quello che ha fatto un po' anche l'impresa agricola, con la multifunzionalità che ormai è diventata non solo ex legge, ma poi di fatto un elemento di sostenibilità economica, in particolare per certe tipologie di imprese agricole che avevano delle difficoltà, diciamo, o delle sofferenze rispetto al loro core business. Ma anche e concludo, ricordiamoci che il Veneto è prima regione turistica d'Italia, quarta, quinta, sesta, dipende da come la conti, regione turistica d'Europa, ha la sua leadership sì nelle grandi prodotti, no? Il balneare, le città d'arte, il lago, il termale, sono tutti eccellenze, ma anche in questa grande possibilità di trovare nuove motivazioni per venire nel territorio. E la ricerca di questa motivazione parte anche dalle produzioni artigiane, che possono ricavare integrandosi con la produzione turistica e in qualche modo anche stimolando la produzione turistica a ricavare nuove modalità più sostenibili di visita nel territorio. Grazie mille. Professor De Marchi, abbiamo capito che Venezia è così fragile ma così resiliente, possiamo ancora chiamarla la Serenissima dopo le cose che ha detto lei, giusto? Siamo serenissimi? Io direi di sì. Bene, allora ci avviamo alla conclusione. Adesso sentiamo l'intervento di un nostro collega, per quelli che sono colleghi qui dentro, il direttore di Confartigianato Venezia, dottor Matteo Masat, che ci darà uno spaccato su come gli artigiani vivono, più volte citati in questo incontro, vivono la città anche in chiave sostenibile. A te la parola, Matteo. Buongiorno a tutti e grazie per aver voluto chiamare un po' chi vive la città. Noi racconto un attimo solo chi siamo, l'associazione Confartigianato Imprese della città del centro storico di Venezia, che ho l'onore di dirigere, e il prossimo anno festeggeremo gli 80 anni di presenza qui in città, quindi insomma siamo qui da parecchio e contiamo più o meno in questo momento 1 migliaio di associati, quindi di imprese artigiane che operano in città storica. Poi noi abbiamo altre sedi, un po' al Lido, Cassavio per gestire un po' Murano, tutte le vetrerie, Burano, eccetera. Quindi siamo proprio con le mani immerse in questo territorio e io dialogo tutti i giorni con gli artigiani che lo vivono.
Io ho ascoltato gli interventi e sono affascinatissimo soprattutto di questo ultimo intervento, perché sono d'accordissimo che si debba uscire dalla dicotomia turismo abitanti. È una dicotomia che per anni ci ha legato. Io adesso vi farò vedere dei numeri velocissimo perché non voglio neanche tediarvi, però sono i numeri che io vivo costantemente quando mi relaziono con i miei artigiani. Sono i numeri che arrivano dagli anni 60, da quando Realà ci parlava appunto di quella Marghera, eccetera, dove i numeri sostanzialmente erano il doppio sostanzialmente. Voi vedete che nel 63 le imprese artigiane che operavano sul territorio erano oltre 2500, non vi tedio velocissimo, però ad oggi sono circa 918. E i residenti hanno fatto un po' la stessa fine, no? Diciamo si sta andando a morire. Ecco questa dicotomia che tanto odio, ma adesso vi spiegherò anche perché la odio: il numero di imprese sui chilometri quadrati e il numero di imprese per i migliaia di abitanti. È ovvio che questa situazione, come si può ben vedere, è stata un inesorabile declino sostanzialmente, un declino del comparto artigiano e un declino che però si è modificato un po' nel tempo, nel senso che l'artigianato artistico che voi vedete nella prima colonna è quello di servizio, diciamo, alla domanda turistica, è un po' un insieme che fanno questo tipo di ricerche, anche se è un po' così troppo stringente, però sostanzialmente negli ultimi anni da 444 a 272 si è dimezzato. Se guardate invece però l'artigianato di servizio al patrimonio immobiliare, quindi gli edili, sono un terzo rispetto ad allora. Per arrivare addirittura l'artigianato di servizio alla domanda interna, cioè gli artigiani che fanno il servizio alla persona, che rispondono alle esigenze interne della città storica di Venezia, quelli sono un terzo sostanzialmente, forse lo vediamo meglio qui, sono un terzo rispetto a quegli anni. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Siamo anche stufi di raccontarcelo, lo spopolamento, eccetera, le difficoltà di questa città. Qui lo vediamo, insomma, negli ultimi 50 anni più o meno le imprese artigiane e gli abitanti si sono più che dimezzati. Questa è una questione che io ormai definisco quasi fisiologica che sta avendo questa città. È inutile guardare a queste cose cercando di osteggiare, bisogna creare nuovi paradigmi nei quali, e qui vi lascio assolutamente i numeri nel tempo, nello specifico, perché vi tedierei. Vi ricordo questo: nel 2023 abbiamo raggiunto praticamente il numero di posti letto ha superato quello dei residenti, proprio per ancora calcare la mano su questa dicotomia odiosa. Cosa succede? Perché l'artigianato veneziano potrebbe essere un valore enorme per la sostenibilità sociale e culturale di questa città? È un po' di quello che abbiamo accennato prima. Io vi ricordo, ho ascoltato prima dove si parlava e si diceva, appunto, ho preso un appunto, che la cultura è data da uomini che agiscono e vivono in un certo luogo. Ecco, purtroppo, per fortuna, in centro storico a Venezia gli uomini che agiscono, quindi che lavorano e vivono a Venezia, sono gli artigiani. Questo ve lo dico per una questione statistica, qui lo vedete sui numeri, cioè gli artigiani per 2/3, il 68,4% per l'esattezza, gli artigiani che lavorano in Venezia vivono Venezia. Questo è un fenomeno perché, giustamente come ricordava prima il professore, moltissimi, me compreso, arriviamo dall'entroterra, ci muoviamo, quasi nessun altro comparto ha questa realtà. È una realtà che probabilmente, io mi spiego un po', per una questione culturale degli artigiani che vivono la città, il tramandare tradizioni, riprendere proprio i lavori che facevano una volta rispetto al centro storico, non lo so. Sta di fatto che questo dato è fondamentale. Fondamentale perché? Perché in una città dove lo spopolamento e dove l'identità si sta perdendo della città, come si diceva prima, avere un comparto che è l'artigianato, che oltre a fare delle opere meravigliose, del saper fare bene con le mani, che tutti conosciamo, ma che sentiamo anche con molta ridondanza, ma oltre a fare questo ha una duplice o triplice valenza. Vive la città, cosa vuol dire? Che quindi fa fronte un po' allo spopolamento di cui parlavamo prima, ma fa fronte a uno spopolamento in una maniera che possiamo definire di qualità, cioè l'artigiano aiuta a vivere in città, perché l'artigiano non è solamente
chi fa dei vasi stupendi a Murano, o chi fa le maschere, o chi opera i restauri, per carità anche questo è artigiano, ma è anche l'artigiano quello di prossimità, è l'impiantista che risolve un problema, è il falegname che ti rimette a posto, ed ecco qua il riuso che si diceva di prima, la capacità di saper aggiustare il cassetto, è tutto un tessuto che rende una città viva e più vivibile, dovuto agli artigiani. Quindi la ripopolano, la rendono più vivibile ed inoltre portano avanti quella che è la tradizione dell'artigianato veneziano, è quello per il quale neanche spendo parole, perché ne abbiamo spese tantissime e non è questo neanche il luogo, no? Corretto per farlo, però tramandano tradizione, identità culturale e proseguono su questa strada. Ora, qual è questo, il significato di tutta questa cosa? Il significato è che forse la realtà artigiana in questa città può essere uno dei modi veri dai quali partire e valorizzare, e oggi me ne hanno dato conferma, e quindi io vado a casa molto più contento e avrò delle cose da dire ai miei associati domani rispetto a questo, delle parole che ho ascoltato, perché noi ci crediamo ancora moltissimo, noi ci sentiamo ancora qui serenissimi, siamo felicissimi di vivere questa città da artigiani, combattiamo, io ogni tanto lo chiamo l'artigianato eroico, sapete, questa cosa un po' lo è, i costi in città sono altissimi, i magazzini fai fatica a trovarne, devi aprire un laboratorio artigiano e c'è una difficoltà enorme perché tutto un comparto si sta appropriando di questa parte di città, però si riesce ancora, funziona, c'è un modo. Certo, l'invito è sempre quello, è il mio ruolo, permettetemelo, lo deve fare, cioè l'invito è che ci sia per arrivare a una sostenibilità di tutto questo insieme, che ci sia una giusta commistione tra privato e pubblico e ci siano gli incentivi corretti per fare in modo che queste situazioni dove gli artigiani, mai come nessun'altra parte, cercano di sopravvivere in questa città, siano agevolati nel farlo. Altrimenti diventa molto complicato. Abbiamo rischiato di perdere degli interi comparti. Io ricordo le notti insonne, lo dico senza problemi, per il comparto del vetro col problema e la crisi energetica del gas, e grazie a degli incentivi e delle soluzioni riuscite ad ottenere dall'incrocio del privato e del pubblico, siamo riusciti a salvare, ma io parlo proprio di salvare. Ecco, credo che si debba uscire ormai da questa situazione spopolamento, turismo e incompatibilità di queste cose. Dobbiamo trovare dei nuovi paradigmi, del modo per sfruttare questo tipo di caratteristiche che hanno gli artigiani in se stesse, la resilienza di cui si è parlato prima, che hanno nella loro capacità del fare, di adattarsi alle situazioni, e la loro capacità di esserci. Sono sicuro che grazie anche a questi studi sulla sostenibilità e su una nuova cultura che si sta insinuando dentro di noi rispetto al sostenibile, non solo sulla parte ecologica, ma un sostenibile che va oltre a questo, sostenibile veramente culturale e sociale, si possa veramente arrivare al punto che segnerà il cambio di tendenza. Per il momento la tendenza era quella che vi ho mostrato in quegli orribili grafici. Sono sicuro che siamo vicini al cambio di tendenza. È fondamentale arrivare a questo cambio di tendenza, proprio per quello che diceva prima il professore, cioè la durevolezza. La sostenibilità non può non parlare di durevolezza. Sostenibile è nel tempo, nel lungo periodo, altrimenti non è sostenibile. Ecco, questa città ha bisogno di questo, di lasciare che gli artigiani facciano il loro mestiere per continuare ad aiutare nella sostenibilità e nella durevolezza. Grazie. Grazie al dottor Masat. Andiamo alle conclusioni veramente, e vi ringrazio naturalmente per aver partecipato, e spero anche che vi sia stato utile questo evento. Ringrazio naturalmente, voglio sottolinearlo, la Fondazione Venezia, Capitale della Sostenibilità, che ha contribuito per la realizzazione di questo evento, anzi sottolineo che è un nuovo partner che noi abbiamo incrociato nelle nostre vite professionali, e direi che è stato un bel incontro.
abbiamo la consapevolezza, ci portiamo a casa che la sostenibilità non è un principio etico, l'avete detto, non è una soft law, c'è un obbligo che le imprese devono adottare uno strumento, le famose certificazioni per operare, a cui qualcuno dice dovete aderire per ragioni reputazionali. Direi proprio di no. È una precondizione, come ha detto prima il dottor Stefano Landi. Io aggiungo anche, è un compito, è un impegno, è un ruolo, e a questo noi dobbiamo dare un significato didattico. Deve indicare una modalità di apprendimento nelle produzioni, nelle attività che noi facciamo tutti i giorni, perché la sostenibilità contagia, e credo che oggi sia emerso, il sociale, le istituzioni, le professioni e i territori. Grazie.